Destination unknown, no, 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 no. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti pederoli e ben ritrovati con Warcraft 3 Regno of Chaos. Andiamo subito nel nuovo capitolo, del capitolo 6, che si chiama Come osano le viverne. Andiamo a vedere subito l'intermezzo che ci spiega un attimino cosa succede prima della missione. Se non vi ricordate cosa era successo nei capitoli precedenti, alla fine del video troverete la mappa canale dove potete andare a vedere tutti gli altri capitoli della campagna degli orchi. Se no semplicemente andate nel mio canale e poi scorrete all'indietro e li trovate tranquillamente. Vediamo un pochettino cosa succede. Adesso arriviamo nella base degli orchi, dopo la perlustrazione. Capo, abbiamo esplorato la vetta come da ordini. Gli umani hanno eretto delle fortificazioni lungo tutto il sentiero che porta in cima. Cosa hanno in mente? Avrebbero potuto attaccarci già da molto tempo, se è questo che desiderano. È strano, infatti. Ecco il buon Cair. Ishnealo Porà, giovane capo. Anche te. Cairn, e tu cosa ci fai qui? Il nostro debito nei confronti di voi orchi può essere ripagato solo col sangue. Siamo qui per aiutarvi a raggiungere l'oracolo. Quei pelle rosa corazzati sembrano una bella scocciatura. Quei pelle rosa si chiamano umani. Sono nostri nemici anche dall'altra parte del mare e sembrano intenzionati a tenerci lontani dalla vetta. La saggezza dell'oracolo appartiene a tutti. Forse le viverne che vivono qui vicino possono aiutarci. Merda. Non amano gli intrusi ostili. Buono. Ok, pederoli. Allora, vediamo subito. Tanto qui avevo un livellino, me lo sono messo. Missione facoltativa. Devo andare a liberare le viverne, cosa che è molto importante per questa missione. Infatti vedete, sono state catturate delle RP. In schiavitù le viverne. Attento, vecchio pazzo. Stone Talon Peak è nostra. Bruti e umani non lasceranno questo luogo vivi. Oh mia, che voce del cavolo. Sorelle!
Gli spiriti sono impazienti. Vediamo se riesco a ucciderle tutte solo con il mio capo Thrall, per evitare perdite inutili. Tanto che lui là combatte. Non posso costruire. Lavoro. Andiamo ad arricchire un po' la mia base con strutture che mi servono. Questi sono quegli Zeppelin di quella missione dove abbiamo distrutto, mi sembra che fosse la numero 3, se non sbaglio. La tua ora è giunta. Dove abbiamo distrutto quei 3 accampamenti degli umani. Ah, ma si curano! Ma che palle! Ma quante amici hanno? E addormentano e mi maledicono le armi. Quante ne hanno? Facciamola finita. Guarda, non ce la faccio così, ci vuole troppo. Lokregar Nogal. Però 2 le secco. Addormentano pure, ma quante cazzo di skills hanno ste qui? Vado a fanculo. Facciamola finita. Però l'ultima la devo seccare con anche l'esercito, tanto. Facciamola finita. Perché sono molto fastidiose ste qui. Anche il tornado. Ma c'hanno 10 skill ste cazzo di creep qua. Non muore anche te. E non mi diano un oggettino decente. Lavoro completato. Ah, buono. Buono. A lui gli serve molto il mano. Ok, adesso il sentiero che sto percorrendo. Praticamente arrivo in fondo e se arrivo in fondo uccido tutte le arpie eccetera mi dovrebbe liberare la viverna. La viverna sono delle unità molto utili, che sono delle unità più forti che hanno aeree gli orchi, che sono fragili a livello di vita, però fanno un danno enorme. Infatti sono un po' difficili da utilizzare perché se massate come si deve, massate vuol dire se comunque se ne destri molte e fanno focus su unità la seccano. E qui cominciano gli umani a venirmi a rompere le balle in base. Mi tocca tornare indietro. Fanculo. Infatti vedi, non me la fanno fare in pace. Adesso me di torrettarmi non mi va di buttare via tutte le risorse nelle torri. Vediamo se riesco a salvarmela, sono solo fanti questi. È bellissima la magia del fulmine di Thrall. Ma Thrall è un eroe molto bello. Vedete perché mi piace Warcraft? Perché ha personaggi molto belli, ben fatti secondo me. Ok. Ah, qui ecco, qui è un'altra cosa importante, qui sotto in basso a sinistra c'è questa cavolo di fontana che però adesso non è accessibile, nel senso che diventerà la mia seconda missione facoltativa. Dovrò andare a uccidere verso nord un accampamento di centauri per poter prendere un oggettino che me l'abilita. E visto che gli orchi... Il luogo è stato profanato. Gli spiriti sono fuggiti. Facciamola finita. E quindi non serve un cazzo. Dovrò andare su, uccidere l'accampamento di centauri e sbloccare e mi daranno un oggettino che me la renderanno di nuovo utilizzabile. E sarà molto utile perché sennò loro hanno i Witch Doctor, delle unità di supporto che sono dei troll dottori che hanno una staff che cura ad area. L'avete vista nel capitolo precedente mi sembra. Ancora. Perché sono poi 2 i villaggi che mi vengono a rompere le balle. E invece avendo sempre quella a disposizione, quella fontana a disposizione, è molto utile ai fini della missione. Ah, ma arrivano già anche con le artiglierie, madonna che domaroni. Scusate. Adesso comincio ad avere anche delle perdite, dai. Per l'onore. Pronto per lavoro. Non posso. Vedete che è inutile quindi mettersi lì a fare tante torri, perché ti arrivano con questi cacchi di Mortar Team Facciamola finita. che mi seccano tutto. Allora, adesso mi curo un po' l'esercito, visto che c'è un po' di oro in esubero. Madre terra è vicina. E quindi andiamo avanti a prendermi le viverne, che saranno molto fondamentali nel distruggere le basi degli umani. Vedete, quelle staff che sto usando adesso, sti cazzo di uomini maiale, sono quelle che dovrei utilizzare io appena faccio i potenziamenti giusti ai Doctor. Ok, questi sono stati semplici. Andiamo avanti. Finita. Oh, Gli spiriti sono Madre impazienti. terra è vicina. Lokregar. Le mie vecchie ossa dolgono. Sono Ok, il buono. capo. Molto utile per lui, visto che comunque è un eroe che può fare da tank, molto utile per lui il progettino che ti rigenera più velocemente la vita. E poi proprio all'occorrenza lo posso utilizzare per la pietra, quella pietra verde che c'è lui, la posso utilizzare per curarmi tot punti vita, mi sembra Gli 5. spiriti sono impazienti. Sono il capo. Quanta gente c'è? Per 2 viverne in croce devo diventare scemo così. Immediatamente. Lokregar. No, oh buono.
Facciamola Ho finita. dovuto usare un po' di oggettini perché qui è molto stretto e non riesco a micrare bene le unità. Allora non voglio rischiare di perdere le tavole che ancora non posso rifare. Ti aiuto io. Anche i lupi di Thrall comunque uppati a livello 3 sono veramente tosti. Sono molto forti come unità evocate. Ok, qui adesso mi sono preso il terremoto, la sua ultimate di livello 6 di Thrall, che è molto utile quando devi tirare giù una zona di torrette, comunque una zona di strutture. Ah, non ve l'ho detto, Pederoli. Questo capitolo verrà diviso in 2 parti. Ovviamente poi dopo ve lo metterò i link per andare nella parte successiva una volta che farò uscire anche la seconda parte. E questo perché? Perché comunque è una missione abbastanza lunghetta, lo divido nella prima parte dove c'è la liberazione delle viverne, che quindi comunque è un passaggio importante per questa missione qua. E nella seconda parte andremo a distruggere i villaggi degli umani per arrivare al punto dell'oracolo. Tra l'altro, Piederoli, la cosa, qui intanto sto andando a vedere qua per i centauri. Lavoro completato. La cosa buffa è che stavo guardando proprio in questi giorni Matrix, che ho la trilogia in DVD, che è un film che io adoro, e dove c'è anche lì appunto questa figura che è l'oracolo. Allora rigiocarla in questo momento qua mi ha fatto un po' ridere, un po' sorridere. Ok, intanto cominciamo a liberare anche questa miniera volendo, anche se per adesso non mi servirà. Le mie vecchie ossa. Perché tanto se sei bravo all'inizio che non ti fai uccidere tante unità e fai praticamente tutta la prima parte della missione con queste poche unità, puoi evitarti di dover difendere poi entrambe le zone. Eccoli qua. Già arrivano con i cavalieri. Facciamola finita. I cavalieri sono tosti, sono le unità diciamo da mili più forti che sanno gli umani. Da mili vuol dire da combattimento corpo a corpo. Facciamo un po' di arras. Ok. Facciamola finita. Che se poi riesco a farmi prendere di mira i lupacchiotti. Si avvicina una tempesta. Facciamola finita. Intanto veniamo. Dove vuoi che vada? Guardali, non toccavano. Se poi becca un'unità da lancio qua i troll, me la strenano in mezzo secondo. Di cosa hai bisogno? Qui devo cercare anche subito di seccargli i sacerdoti. Via. Messi a tacere. Solo che comincia a essere messo male di vita. Porca boia. Ok, facciamo subito l'ultimo potenziamento per i troll medici. Sì. Che loro l'avevo già spiegato nella missione numero 4 che facevano. Che hanno le varie staff, che una è quella salvatrice, una è quella che invece paralizza, mi sembra se viene distrutta una staff, e l'altra paralizza una zona di unità, Pronto a partire. e l'altra è quella curatrice. Gli spiriti sono impazienti. Ok, torniamo su. E voglio completare quella cavolo di missione, quella dei centauri. Gli spiriti sono impazienti. Mando avanti i lupacchiotti. Ah, i lupacchiotti di livello 3. Cioè, i primi 2 livelli sono delle unità normali. Al livello 3 diventano invisibili finché non attaccano. Il che è molto utile per mettersi in posizioni più tattiche ed è molto utile per fare scouting, ovvero esplorazione. Poi fanno dei critici paurosi. Che 2 palle! Ma non mi lasciano in pace un attimo! Cioè, avere 2 villaggi contro il difficile è una cosa impressionante, non ti lasciano in pace un secondo. Cioè, ho appena distrutto un esercito di cavalieri, ma arrivano giù un esercito di cavalieri alati. E allora, dell'altro villaggio blu. Ah, non vi ho detto, il villaggio, quelli azzurrini, che sono là in alto a sinistra nella mappa, che potete vedere adesso la punticina colorata. Oh, adesso comincio a curarmi l'unità finalmente. I buoni soldoni fanno solo unità da appiedate. Invece l'altro, il villaggio blu, che praticamente è proprio, cioè non è praticabile via terra, bisogna andarci o con i Zeppelin dei Goblin o con unità aeree. No, non me lo uccidere. Per quello che è utile molto fare le viverne, massare le viverne. Guardate che micro, non riescono a uccidermi con unità. E sono molto forti questi, sono molto forti come unità, perché 1 fanno danno splash, queste qui degli umani, e 2 fanno danno magico, contro gli orchi sono veramente devastanti.
Vabbè, alla fine demordo lì da andare dai centauri, perché ogni volta che mi avvicino mi rompono i coglioni, gli umani, e allora andiamo con le viverne. Completato. Andiamo a finire quella delle viverne, che almeno quella me la metto a posto. Cosa vuoi? Sono il capo. Che palle, queste maledizioni delle armi, praticamente quei teschettini che vedete sopra le unità, è una magia peculiare delle Banshee dei non morti, che ti maledice l'arma dandoti delle possibilità di mancare il bersaglio, Facciamola finita. il che è molto scomodo. Cosa? Adesso che mi perdo. Guarda te che lavoro, queste due palle. Pazienti. Nessun problema. Oh, però con i lupacchiotti me ne tiro giù. Lokregar Nogal. Cosa vuoi che faccia? Allora, come sono ridotti, tra l'altro. State buoni lì. Facciamola Che finita. meno unità perdo, Piederoli, meglio. Ma poi ce ne sono uno scatafasci. Prendiamo giù quella più forte. Allora, intanto qui andiamo avanti un po' a fare un po' di tane, perché dopo, meglio una torrettina. E adesso voglio finirlo, se mi attaccano almeno non devo tornare in base in mezzo secondo. Tra l'altro non è anche il TP. Oh, eccoci qua in fondo. Via. Prima cerchiamo un po' di diminuire il numero. Questi tra l'altro hanno anche la magia degli elfi che ti toglie l'armatura. Hanno un sacco di skill, però colpiada si succa sempre. Dai, ne mancano un po'. Via delle balle e anche te. Oh, liberate le viverne. Con un fulminino le libero. Ora queste bestie valorose ci aiuteranno a raggiungere la cima. Ok, adesso si ragiona. E già me ne dà poi tra l'altro 6. 3-3-6. Oh, adesso arrivano anche gli eroi. Oh, cowboy. Di cosa hai bisogno? Via. Maremma boy. Va bene che le viverne arrivano subito. Però il resto ci mette un po'. Sta buon che il loro eroe è tonno, praticamente con la pioggia di ghiaccio che sta facendo il buon vecchio arcimago ha ucciso tutti i suoi fanti per non farmi poi molti danni a me. Hai bisogno del mio aiuto? Però gli elementali sono veramente rompipalle. Ottima scelta, amico. Bastardo, guarda quanto tolgono. Ma quante ne ha fatti? 3? Per la gloria dell'Orda. Andate a cagare. Quanta gente è arrivata? Va bene Piederoli, direi che dopo questa battaglia stopperò la prima parte, quindi ci vedremo direttamente nella seconda, per cui non mancate. Prima di salutarvi però Piederoli vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti, e anche il prologo. Adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video, se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli.